Una sconfitta maturata nella partita d'andata, la terza ovviamente di andata, 24-17, che ha lasciato molto amaro in bocca ai rossoblù. Perché come vedi ripetute azioni di forza da parte di Sandonau. Crosato affida a Van Vuren, che guadagna un paio di metri, e al piede Ambrosini con un calcio dietro la difesa. Bravo Alberto Chillon a intuire e ad arrivare in tempo. Nel frattempo fuori gioco, partenza anticipata, Trasformare questi 3 punti e rimettere la partita e poi passa il tempo e si può ricominciare magari con palle in mano, visto che adesso la rimessa in gioco è Sandonà. Mischia ordinata, introduce Chillon. Mi pare che il Pacchero di Gino abbia vinto facilmente il pallone e adesso va a caccia di una penalità che arriva puntuale. Vantaggio, ecco il vantaggio, quindi è giusto giocarlo. parte Chillon, Parker a sostegno. I giocatori di Rovigo pensavano che l'arbitro Bessano fischiasse, quindi non subito disponibili sull'utilizzo da parte di Chillon, che alla fine pesca Parker e adesso si gioca. Ottima idea di Mantelli, c'erano i rossoblù in superiorità numerica, secondo in classifica è Petrarca, il quarto posto è in bilico. Intanto il calcio di Mantelli, centra i pali, Chillon adesso è uscito dal raggruppamento, palla fuori a Odiete che scivola, cerca di girarsi e andare a schiacciare in meta ma è troppo lontano. Parker ricacciato indietro, incredibile questa difesa del Sandonà, arcigna, ostica, non mollano mai i veneziani. Paradossalmente ottima questa giocata. Eccola qua. Ed eccola lì, la meta è arrivata, Giova di Kerk. Perfetta perché... Ed ecco che avviene la conversione, 10-3. Con Rovigo che vince questa mischia ordinata e la spinta. Matteo è lì che cerca il calcio di punizione, ma buona la prova della mischia sandonatesi, che però adesso subisce la penalità e Rovigo avanza, il vantaggio naturalmente per i bersaglieri. Chillon apre, Mantelli con un calcio per Cioffi che raccoglie l'ovale, bravissimo, bravissimo il beneventano. Rovigo gioca una seconda fase con i propri terzaline, ancora un calcio di Mantelli, questa volta un grabber raccolto miracolosamente, stupenda azione da meta del Rovigo, che meta, incredibile, grande giocata del Rovigo. Tra l'altro partiamo proprio tutto d'appannaggio del reparto di tre quarti, anche se in realtà insomma il lavorone come sempre lo fanno i ragazzi davanti. Ai 25 metri dalla linea di meta del Sandonà, ovviamente Rovigo a caccia della terza marcatura, pallone vinto tranquillamente, Sandonà oppone nessuna resistenza, quindi il molde Rovigo si ferma, adesso si va in spinta, ottimo carrettino del Rovigo. Palla fuori, inserimento di Mantelli, superiorità numerica, Odiete ed è meta di Wipu. Bravissimo Mantelli. Attenzione alla tesa per la conversione di Mantelli, che centra in palla anche 100% oggi Leonardo Mantelli, veramente. Ah no, ne ha sbagliato uno nel primo tempo, un calcio di punizione. Schieramenti completi, palla sul primo blocco, eccola lì, pallone perso. La rimessa decisiva, i veneziani riescono a conquistare il pallone, a strapparlo ai saltatori rossoblù. Palla fuori, partita finita. Femici Z Rugby Rovigo Delta 24, l'Afet Sandonà 3, il Rovigo vince, 4 punti importantissimi per la classifica, 0 per il Sandonà.